intitolandola "Il dolore come espressione del controllo". È lo stesso titolo di uno dei miei ultimi video che è stato pubblicato qualche giorno fa, che è andato molto bene nel mio canale, parlando quindi di come la sensazione di controllo di tutto, del nostro corpo, del mondo esterno a noi, crea una sorta di arrabbiatura, una sorta di tensione interna, quindi sia emotiva che fisica, che fa sviluppare un'ipersensibilità del sistema nervoso, che questa poi porta a sintomi fisici. Possiamo chiamarla medicina psicosomatica, possiamo chiamarla come vogliamo, ma sappiamo che la mente e il corpo sono insieme. Non ci sono, diciamo, separazioni. È quello che però la medicina convenzionale ci ha abituati da 20 anni, 30 anni, da 40 anni a questa parte, è a separare tutto. Se soffro di problematiche gastrointestinali, vado dal gastroenterologo, che però purtroppo lui non ha una visione olistica, perché ha imparato tutto nella medicina convenzionale. Se ho una problematica alla cervicale, vado dal fisioterapista, che anche lui molte volte non ha una visione olistica, molte volte. Molto probabilmente nel 2025 ci sono molti più professionisti che sono aperti dal punto di vista olistico, quindi essere, diciamo, avere una veduta un po' più grande. E quindi se dal mondo medico non c'è questa apertura, figurati dal mondo del paziente, del cliente, della società. 1 su 5 in Italia soffre di dolori cronici. 1 su 5 si trova a soffrire di malattie, tra virgolette, immaginarie, secondo molti dei nostri medici, e quindi non essere preso sul serio. Ti sentirai anche tu non esserti preso sul serio, non sentirti essere preso sul serio. Quando ho sofferto di dolori alla pelvici, avevo 16 anni e ho sofferto di questi dolori perché ho subito un infortunio calcistico. Io mi allenavo tantissimo per diventare un calciatore. A quel punto talmente tanto che quella era il mio futuro, cioè io pensavo, visualizzavo me stesso come un calciatore. Non ero ancora arrivato alla Juventus, non ero ancora arrivato al Torino, quindi essere, diciamo, professionista, mi bastava arrivare in Serie C ed ero contento, ma sentivo che il treno stava passando, avevo questa tanta fretta di far vedere il mio valore, e ogni volta che giocavo contro la Juve o contro il Torino o contro la Sampdoria, quindi professionisti, giocavo di merda, giocavo male, però il mio allenamento era perfetto, in allenamento ero magnifico secondo me e c'avevo tanta pressione. Perché ti sto dicendo questo? Perché la pressione, il controllo, il volere a tutti i costi un outcome, un risultato, se non è questo non va bene. E quindi questo senso di controllo mi ha portato tanta ipersensibilità, tanta contrazione interna, che mi ha portato a un infortunio. Non era una coincidenza con l'infortunio, l'infortunio è arrivato dopo un'ipersensibilità del sistema nervoso, non prima, ma lì a quel punto non lo sapevo, avevo solo 16 anni e i medici mi dicevano: ma a questo punto tu dopo 6 mesi, dai, vai a giocare, dai, che non è niente. Come, io dolore ancora alla parte del dolore dove mi ero fatto male, mi ero stirato qualcosa, forse c'erano delle calcificazioni nella zona dell'ileopsoas. Allora ho fatto un tran tran che è durato anni. Dopo circa 2 anni, perché non volevo far spendere tutti i soldi ai miei genitori, ho deciso: ragazzi, io appendo le scarpe al chiodo, come si dice, ho finito la mia carriera, va bene così. Se non era questa la mia carriera, sarà un'altra. Lì è arrivato il primo seme di dire: adesso, qualsiasi cosa succede, diventerò qualcuno che è importante, ma non nel calcio, magari in un altro ramo, non sapevo ancora cosa. E questo senso, questa fiamma ce l'ho ancora oggi, del fare, però la sto trasmutando nell'aiutare gli altri.
anche se questo a volte mi prende molta energia. E così, comunque, cosa è successo? A 16 anni, poi fine 18, è successa questa cosa del calcio, ho mollato tutto e volevo fare il fisioterapista, perché in quei 2 anni mi ero informato talmente tanto sui muscoli, come diciamo arrivare a una soluzione dal punto di vista fisico, perché chi è che mi aveva mai detto che le mie emozioni, la mia parte emotiva stava mettendosi di mezzo nella guarigione di questa mia pubalgia? Nessuno. Sono andato dal massaggiatore, dal fisioterapista, non uno qualsiasi, uno che lavorava nella Juventus, nella primavera della Juventus, e nessuno, non mi aveva mai detto questa cosa, ma eppure questo dolore continuava per 6-7 mesi, un anno e mezzo. I miei genitori, ovviamente bravissimi, non mi hanno mai detto nulla, non avevano mai, diciamo, questa cosa, no, adesso devi giocare a calcio a tutti i costi. Ho detto, guarda, sei male, fermati, va bene. I miei allenatori mi dicevano, non capisco questa situazione. Il presidente dove giocavo, non capiva neanche lui la situazione. Mi ha detto, guarda, ti pago le cure, fai quello che devi fare, noi te le rimborsiamo, basta che ritorni a giocare. Ero capitano di quella squadra in quell'anno, sarei dovuto saltare in Serie D, cioè giocando in una società professionistica, o meglio semi-professionistica, Serie D, perché quello era il mio sogno ed ero bravino in quello che facevo. Però niente, questo perché te lo sto dicendo? Perché c'era della stigma, c'era ancora della stigma, ed era la prima stigma. Questa parola stigma, tra l'altro, l'ho dovuta vedere su Google, perché l'origine di questa parola vuol dire semplicemente un'impronta, un marchio. C'è questa impronta della persona troppo sensibile che si inventa le cose, che in realtà non ha problemi, che se le sta solo sentendo nella propria testa, e però non c'è una soluzione. Qual è la soluzione? Non mi era mai stata data. Ho dovuto mollare il calcio, cercare di entrare in fisioterapia per come potevo, perché dentro di me pensavo, ok, questa zona dei muscoli delle ossa mi sta entusiasmando. Stavo leggendo tanto di nutrizione, mi stava entusiasmando, anche lì. Tutto quell'interesse non era dato solo dalla mia problematica fisica, ma anche dalla problematica di mio padre, che aveva già un tumore al timo, e c'era una sorta di interesse nella medicina, non so, forse da quando sono piccolino, però nella medicina più alternativa, e quindi nutrizione più olistica, neanche alternativa. E quindi questa cosa della medicina c'era dentro di me. E questo stigma, sin dall'inizio, ho sentito fortissimo che le persone o i medici non mi prendevano sul serio. Se io ho dolore, dimmi cosa devo fare. Non sentivo l'aiuto, ho mollato tutto, sono andato poi a fare un altro lavoro totale, differente da tutto quello che volevo fare, che era l'informatico. Ho fatto l'informatico per 4 anni circa, un lavoro che mi veniva bene, ma non era la mia vita assolutamente, perché io volevo fare il fisioterapista, io volevo fare il fisiatra. Eh, Però ho detto, senti, medicina è troppo lunga, fisioterapia è un po' più corta, proviamo. Non sono entrato a fisioterapia fino ai 25 anni, 26 anni, in Olanda. Quindi pensa, dai 18 ai 25 quanta repressione avevo di fare un lavoro che non mi piaceva, però ho viaggiato moltissimo, perché quel lavoro lì poi l'ho mollato finalmente, e per ritrovare me stesso ho dovuto viaggiare un po'. E viaggiando un po' poi ho capito che dovevo ritornare indietro alle basi, non in Italia ma in Europa, in Olanda. E lì è iniziato, diciamo, di nuovo questa passione della fisioterapia del corpo umano. No, in realtà ero già più o meno inerente già al mondo del wellness, perché per pagare i miei studi in Olanda, che non costano poco, facevo il massaggiatore. Avevo preso una licenza da massaggiatore, non una licenza, avevo fatto un corso di massaggio sportivo e thailandese in Italia, eh, che poi in realtà non mi ero neanche certificato in Italia, perché ho detto tanto me ne devo andare da questo paese, e mi serviva solo per avere un qualcosa nelle mani da
portare in Australia o in Nuova Zelanda. Infatti lì poi ho lavorato anche lì da massaggiatore. Ritornando in Europa ho detto, senti, già che ci sono a fare fisioterapia e devo aiutare gli altri, fammi aiutare me stesso con questo dolore al cervicale che mi era venuto. Questo dolore al cervicale, anche lì, è arrivato anch'esso da un infortunio, ma ricordatevi cos'è che avevo subito a 16 anni, quel dolore alla parte dell'iliopsoas, al pube, che mi aveva praticamente fatto mollare una carriera. Questo dolore alla cervicale era arrivato da un infortunio in palestra. E lì, anche lì ho detto, ma sì, adesso passerà da solo, no? Facciamo un po' di massaggi, facciamo un po' di questo, un po' dell'altro, e niente, nulla sembrava funzionare, neanche la fisioterapia, che era benedetta per me, no? Un fisioterapista che vuole diventare un fisioterapista e la fisioterapia non funziona, potete immaginare quanta fiducia avevo del mio lavoro, no? E di nuovo qui, non essere creduti. C'era questa sempre dell'idea dentro di me, oh ma la gente non mi crede che io ho dolore, che da fuori sembriamo perfetti, perché non è che hai un tumore, che perdi peso, che sei tutto scavato in faccia, no, sembri una persona normale, tra virgolette, no? Però ti senti un pelino esclusa dalla società, infatti mi sono scritto qualcosa qui in questo foglio, in questi giorni, perché leggendo quel libro nuovo che mi è stato consigliato da una persona che vede questi miei video YouTube, mi ha detto guarda questo libro che si chiama di Francesco Mariotti, Il viaggiatore della vita, un ex sportivo viaggiatore che soffriva di fibromialgia, che è guarito dalla fibromialgia. Ho detto, ma vediamolo, sentiamolo, e tutto quello che c'era dentro in questa sua guarigione, che vi consiglio di andare a vedere il suo libro Francesco Mariotti, Il viaggiatore della vita. Spero che verrà nel mio podcast, l'ho già invitato, quindi se avete dei legami con lui potete in certo modo convincerlo ad entrare nel mio podcast. Secondo me è sarà un'intervista bomba. Spero che insomma anche magari Francesco in questi giorni vedrà anche il mio YouTube, perché l'ho invitato qualche giorno fa e non ho ancora ricevuto risposta, perché ha una storia incredibile e è da sentire. Mi sono sentito quindi in dovere di fare questa live perché mi ha dato un sacco di spunti dal punto di vista di una persona che io non ho sofferto di fibromialgia, ma ho sofferto di dolori cronici un po' sparsi, che non è diventata la cosiddetta fibromialgia, ma al di là dell'etichetta, alla fine non tutti devono soffrire di fibromialgia. Cioè, il dolore cronico è vero, la regina del dolore cronico è la fibromialgia, ma se tu soffri di emicrania o soffri di dolori al collo o semplicemente soffri di dolori gastrointestinali o dolori alle caviglie, il problema è lo stesso, al di là di come lo chiamiamo, ok? Dolore nociplastico, dolore da fibromialgia, cefalea intensiva, quello che vuoi, il problema è lo stesso nel sistema nervoso centrale creato da emozioni represse, da traumi, da un sistema traumatizzato, da tanta rabbia, da tanta paura, inconscia molte volte. Quindi quello che succede in queste persone, e che è successo anche a me, c'è un'esclusione dalla società, tu ti senti quasi un pelino escluso, chi più chi meno, perché non puoi fare le cose che facevi prima. E anche un atleta, pensate, che uno va a allenarsi ogni santo giorno, non può fare un allenamento. Io non riuscivo a fare un allenamento, cioè ogni volta che calciavo la palla sentivo dolore, dicevo, ma qui se la calcio più forte, la calcio ripetutamente, cioè mi danneggio, farò qualcosa che non va bene per la mia gamba. Quindi calciavo solo sulla sinistra, pensa, questo quando avevo ancora il primo problema cronico. Calciando, perché il problema ce l'avevo a destra, calciando solo a sinistra, cosa succedeva? Che mi sono fatto male anche a sinistra. Cioè tu pensa, cioè, cosa che nessuno aveva preso mai l'idea di dire, ma guarda adesso, ma che forse qua c'è qualcosa di più che solo il dolore, il tuo dolore fisico. Come stai a livello emotivo? Quanta repressione c'hai? Quanta rabbia c'hai?
io veramente ancora oggi a volte, non più forse, ma non oggi, ma magari mesi fa, sognavo ancora di giocare a pallone. Inconsciamente era rimasta questa voglia. Consciamente avevo represso tutto. Non parlatemi di calcio, non guardo neanche le partite, non ditemi neanche a che squadra tifo, perché non ne voglio sapere. Repressione, tanta repressione, sicuramente dovuta da altre cose, ok? Che non ho il tempo adesso di parlarvi, ma se vedete, leggete il mio libro capite un po' di più. Il potere della consapevolezza è il mio libro. Ma non è detto, cioè non è che lì dovete prenderlo. Il libro migliore che io abbia mai letto è quello del dottor Sarno, punto. Guarire la mente, curare il dolore. Lo dico sempre e non ho assolutamente nessun introito dalla casa editrice, anche se li ho già chiamati, perché purtroppo su Amazon non è disponibile, non so per quale motivo. Mi sembra assurdo che da più di 3 settimane che non è più disponibile un libro così di valore, che in Italia potrebbe cambiare la vita di tantissimi milioni di persone, come è cambiata la mia. E portiamoci, vedi, sto andando da tante tangenti, quindi l'esclusione dalla società, la senti, ci sta, è normale sentirsi esclusi perché non puoi fare le cose che vuoi. Qualcuno ti capisce? Sì, ci sono le persone che ti capiscono, ma non quelle che stanno nei gruppi Facebook, quindi eliminati da ogni gruppo Facebook perché lì veramente si considerano tutti malati e che non possono uscire da una situazione, ah non c'è nessuno che mi può aiutare, lamentiamoci e basta. Esci da quella situazione perché è veramente vittimismo puro, la responsabilità è la tua, è la tua, la responsabilità è la tua di guarire, neanche del medico, neanche del terapista, neanche del coach, è la tua. Quindi, uno, andiamo sull'autostima. Molte persone che soffrono di persistenti hanno perso totalmente l'autostima. Perché? Si sentono buoni a nulla, si sentono in colpa. E la colpa è la mia che io non ho trovato la soluzione. E la colpa è la mia perché non riesco ad esprimermi, non riesco a buttare fuori l'inconscio. La colpa è la mia perché nessuno mi può aggiustare, allora sono io il problema. Sì, ok, sei tu il problema, ma non è tua la colpa. E se l'autostima va giù tutto. Quindi il senso di sé è importante. Cioè tu sei arrivato fino a qui, o arrivata fino a qui perché c'è un percorso da fare e ci sta avere delle problematiche interne, tutti abbiamo problematiche interne, qualsiasi terapista, qualsiasi dottore ha problematiche interne, io stesso ho problematiche interne e cerco di dare supporto agli altri, ma io stesso ho problematiche interne, cioè quindi non vuol dire che tutti sono perfetti, però essendone consapevole hai già fatto metà del lavoro. E quindi l'autostima, lavoriamoci sull'autostima. Chiediti perché non ti vuoi bene, cioè ci sono delle cose che tu ancora ti stai martellando continuamente, del perfezionismo, del controllare tutto. Se tu vedi il dolore dal punto di vista come se fosse veramente un bambino, e questa analogia mi ha cambiato totalmente il modo in cui vedo il dolore cronico, vedi il dolore come un bambino che piange. Se il bambino sta piangendo, non gli vai a tappare la bocca, non gli vai a dire stai zitto, cerchi un attimo di comprenderlo e lì ci vuole dell'autostima, cioè ti arriva dell'autostima, perché dici, ah, vedi, io riesco a prendermi cura di me in qualche modo. Non sei inferiore a nessun altro, non sei inferiore al medico, non sei inferiore al terapista, siamo tutti nella stessa linea. Quello che noi, almeno noi, inteso terapisti, possiamo sapere in più di te sono le basi, sono la parte un po' più di neuroscienza, la parte più tecnica, ma quella parte lì non è necessaria al 100% da sapere, quindi non cercare di leggere qualsiasi cosa, cioè andare nel puntiglioso, perché non è nel puntiglioso che risolvi il problema, ma nel capire che ci deve essere un ascolto di sé, un rallentare, un lavoro sulle emozioni, una regolazione delle emozioni, capire che la paura, la rabbia sono emozioni, non sono negative e possono essere espresse e accettate. E nota queste connessioni tra emozioni e fisico.
Molte delle persone che vedono i miei video hanno già questa consapevolezza. Quello che manca è la consapevolezza anche delle credenze limitanti, perché tutti abbiamo delle credenze limitanti. Ne leggo ogni giorno, in ogni commento che mi fate e mi dite, poi leggo i commenti ragazzi, e mi dite, cioè quelli di adesso, mi dite, ma io sono nel caso numero 4, ho fatto un video tempo fa sui casi, cioè sugli stadi non della malattia, ma gli stadi della gravità del dolore. Cioè ci sono quelli che hanno, diciamo, dolori superficiali, che appena hanno questa consapevolezza riescono a risolvere subito, e io ero uno di quelli. Ho dovuto passare comunque 5 anni prima di risolvere, perché la consapevolezza non ce l'avevo, nessuno mi aveva dato le informazioni, ma una volta date le informazioni la consapevolezza è andata su, il dolore è sparito. È proprio come una sorta di bolla che raggiunge la superficie dell'acqua e fa boom, sparito. E ovviamente ogni tanto continua, torna, però poi sparisce di nuovo perché la consapevolezza è talmente alta che non posso dire, ma il mio collo è la cervicale, è il colpo d'aria, è il vento, è il meteo, è la mia ragazza, il mio ragazzo, è il lavoro. No, non ci sono scuse, c'è l'interno e basta. Ci sei tu e il rapporto che hai con te e basta. Se il tuo rapporto è un rapporto con te stesso marcio, tra virgolette, ma non sano, di tanta repressione, di tanto senso di colpa, di tanta che ti stai comportando come un generale, questa cosa non funziona. Quindi, parlando quindi del sé, del lavoro interiore, non ti devi sentire inferiore a nessuno, ok? Perché arriverai a essere livellato dal punto di vista di emozioni, non di informazioni intendo, con qualsiasi medico. Io conosco tantissimi clienti che sanno le stesse nozioni che so io. Io però ho dovuto studiare anni e praticare anni, e le persone che sento, che vedo, hanno tutte le informazioni, tante informazioni, tutte giuste, però quello che magari manca è il senso di inferiorità, il senso che no, io questa cosa la capisco che mi dici Alessio, ma non so se io sono in grado di fare tutto ciò che dici, non so se io mi sento all'altezza, di nuovo, pensiero limitante, no? Ma io sono nello stadio 4, ma sono già da lasciare andare. E anche qui parliamo di una cosa molto importante, che non se ne parla quasi mai, perché anche qui c'è una stigma sul suicidio, sull'idea di suicidio. Purtroppo, e capita, mi è capitato anche personalmente, di assistere a persone che poi si sono suicidate. E questo mi ha fatto malissimo quando mi è capitato una volta, però a me, ad altri colleghi è capitato molte altre volte ovviamente, perché non è che io vedo tutta la popolazione italiana, ma ho sentito che questa persona si è suicidata perché una, non si sentiva essere, nessuno l'aveva presa in considerazione dal punto di vista medico, cioè malato immaginario, non è stato creduto a problematiche di fatica cronica che aveva. L'autostima era bassissimo, il senso di sé non c'era, era tutto completamente nero, non c'era nessuno spiraglio. Ovviamente la parte spirituale, figurati se parliamo di parte spirituale, ma se io sono in questa condizione, secondo te Dio mi sta aiutando? Ma figurati, no? Invece di dire, ma forse c'è una connessione qui, c'è un percorso da fare. Ma chi è che non sta male in questa vita? Cioè, tutti, prima o poi stiamo male, cioè per una cosa o per l'altra. Quindi si sentiva molto inferiore quella persona, senso di colpa di non essere in grado di stare bene. Quindi queste idee di suicidio ci sono molte volte, ma ti potrebbero passare per la mente, ma ogni volta che ti passano per la mente, chiediti veramente perché io sono, cioè, qual è il motivo del dolore? Ci sarà pure un motivo, che è un motivo di trasformazione. Questa trasformazione può durare molto più del previsto, ma una volta che sai qual è la strada, la retta via, e qual è la retta via? Appunto, questo è quello che ti ha dato
la vita per intraprendere un percorso di trasformazione. Se chiedi a un medico di turno, a un fisiatra, a un ortopedico questa cosa, ti ride in faccia. Quindi anche lì cerca di parlare con le persone che, uno, non parlare del dolore con chiunque, non parlare delle tue problematiche con chiunque, parla solo con persone che sono un po' aperte di mente, uno, che magari hanno risolto la situazione. Non parlare con persone che stanno male come te, perché c'è un rischio che, se non sono in un gruppo ristretto, seguito da un terapista o da un coach che ne è uscito, che sa quelle cose, c'è il rischio che quel gruppo si chiude nel vittimismo, e quindi questa cosa ti autodistrugge, quindi escine subito assolutamente, perché è un problema. Questa parte del suicidio è una cosa che non se ne parla molto, ma è più frequente di quello che pensi. Cioè, sono sicuro che qualcuno che mi sta sentendo ha avuto questa idea: ma cosa ci devo stare a fare al mondo se sto così? Ma questa è una grande, grande opportunità. Pensa quante persone potrebbero usufruire delle tue parole, delle tue testimonianze quando ne uscirai. Ci sono persone che stanno malissimo, non dicono nulla e mollano la presa perché pensano non ci siano soluzioni. Eppure questa è la mia missione, di portare alla voce non solo la mia, ma soprattutto le altre persone, medici, terapisti, coach, pazienti, clienti, che hanno risolto la situazione, che l'hanno vista risolvere la situazione. Molte volte dalla parte del medico c'è una grande chiusura, uno perché lui non ha sofferto di dolore cronico, due perché i suoi colleghi, se dice una cosa del genere, lo prendono per pazzo, e quindi anche lì c'è una sorta di non dico nulla, me la tengo io. Perdono l'albo, perché se i protocolli non sono di un certo tipo perdono l'albo. A me non mi interessa assolutamente nulla di questa cosa dei protocolli, perché è una cazzata incredibile. Cioè, seguire un protocollo va bene per il dolore acuto, per una problematica post-operatoria, per una problematica di rottura di un femore, rottura di un osso, c'è un protocollo da seguire lì. Ma nei protocolli del dolore cronico, quelli che la medicina ci sta dando, non hanno assolutamente nessun valore. Questa è la mia opinione. Mia opinione, ok? Poi se tu non sei d'accordo, va bene così, io vado avanti lo stesso. Vado un attimo ai commenti, ok? Silvia ti danno del matto, sì. Esatto, vedendo gli altri mi sono chiusa a Riccione e mi dicevo: perché io non posso fare nulla? Poi invece era altro. Ho acquistato il tuo libro, grazie Silvia. Ehm, Adesso ti sono sincera, io ho pensato a questa cosa brutta, ma poi penso che la risolvo. Ci sono persone che lottano per stare in vita. Sì, ci sono più di quelli che pensi, Silvia, cioè le persone che se hanno questa idea ma a questo punto cosa devo stare a fare in questa vita? Mi ammazzo. Più di tante altre persone, più di quello che pensi. Ed è una cosa triste, e non do la colpa, cioè non hanno colpa queste persone, però dovessi sentire queste cose è perché non c'è la soluzione secondo te, perché nessuno te l'ha mai data, ma anche dovessero dartela, tu non ci credi a questa cosa, perché figurati, uno pensa: ma mi dovrà vendere il corso X, mi dovrà vendere il libro, mi dovrà vendere questo e quell'altro, e invece di dire: ma forse da tutto quello che mi è stato detto, queste cose potrebbero veramente cambiare se mi apro un po' di più. Proviamole. Ma cavolo, abbiamo sofferto per 5 anni, per 2 anni, chi più chi meno, con cose che sono sempre uguali: i soliti farmaci, i soliti antidepressivi, i soliti antiepilettici, le solite terapie del dolore benedette, che veramente nessuno ha voluto collaborare con me in quelle terapie del dolore. Ho mandato centinaia, migliaia di mail in questi anni cercando di collaborare. Ora non lo faccio più, perché la mia idea era: ma se la medicina convenzionale o un ASL collabora con me con queste terapie e gli faccio vedere il risultato, mi diranno che questa cosa, diciamo, può diventare un qualcosa di ufficiale. Ma io pensavo come scemo, no? Dici, vuoi cambiare un sistema
che vive così da anni, sarai mica tu l'ultimo arrivato che cambia le cose. Infatti ho detto, ma lasciamo perdere, io faccio le mie cose con i miei professionisti, con il mio canale, con il mio metodo, che è sempre in evoluzione, no? Che posso cambiarlo a mio piacere, che posso dire alla psicoterapista, guarda, non lavorare più con me perché non sei più in linea con me, ma se vai in un ASL, in un grande centro, ma sapete ragazzi lì come si lavora dal punto di vista fisioterapico? Ancora come 40 anni fa, come 30 anni fa, ed è veramente deprimente vedere un cliente che arriva con cervicalgia cronica, metterlo sul lettino e fargli le solite le manovre che si chiama pumping, no? E io ricordo ho fatto come si chiama, un tirocinio qui a Cagliari dove mi dicevano guarda prenditi tu questa paziente e mi dicevano Madonna questa cosa mi ha fatto imbestialire. Allora io prendo la paziente, problematica cronica, sopra i 3 mesi, e ce l'ha da tanti anni, ma più di una, tantissime persone che arrivavano all'ASL eh, con le solite terapie da 20 minuti, dove 10 minuti sono manuali, 10 minuti di esercizi. Aveva problemi al collo. Ovviamente ogni persona che arriva con problemi al collo per me veramente la sento come dobbiamo risolverla subito, cioè facciamola, facciamo questo percorso, non puoi aspettare. E questa è anche la mia credenza, diciamo, che va anche contro di me, perché ogni persona che vedo con cervicalgia per me è come se dovessi avere una missione, no? Una missione di aiutiamo questa persona a stare meglio, soprattutto se soffre di cervicalgia perché ce l'ho avuto io, o pubalgia magari anche un atleta, chi lo sa. E mi rivedo un po' io, no? Quando avevo 16 anni. Ad ogni modo, prendo queste persone in ASL quando facevo il tirocinio e io ero già ovviamente guarito dalla cervicalgia perché tutto quel periodo del tirocinio a Cagliari era solo per una questione di conversione della laurea dall'Olanda all'Italia, devi fare i tuoi tirocini benedetti perché sembra che se no non sei fisioterapista, vabbè. Parliamo della parte diciamo pratica e gli facevamo fare tramite protocollo a queste persone che soffrivano di dolori cervicali cronici gli stessi esercizi benedetti di quelle persone che soffrivano di dolori acuti. Ma può essere mai che una problematica cervicale si risolva semplicemente con questi benedetti cacchio di esercizi? Su, giù, destra e sinistra. Ma guardiamo un po' più ampio, parliamo magari con la persona e diciamo, ok, cos'è che sai tu di questa problematica? Perché soffri di queste problematiche? Cioè, cos'è che ti hanno detto? Mi hanno detto che c'è un'ernia C5, C6, mi hanno detto che c'è delle degenerazioni dei dischi, mi hanno detto che questo, quell'altro, quest'altro, quest'altro. Ma nessuno gli ha mai detto quella parte che a me non mi avevano detto, ovvero, com'è dal punto di vista emotivo? Come stai? Com'è il rapporto con la tua compagna, con il tuo compagno, col lavoro? Cioè tutte queste cose ovviamente il fisioterapista non è uno psicologo e quindi non ti va a chiedere fare queste domande. E mi rimproveravano i miei colleghi quando mi dicevano Alessio non c'è il tempo di parlare, è inutile che parli dal paziente mentre che stai facendo le tue manipolazioni o le tue terapie manuali. Le fai, gli dici di fare gli esercizi, hai finito i 30 minuti, vai a casa, ci vediamo domani. Bello così. Questo è il supporto che diamo ai nostri pazienti, ai nostri clienti e questo succede l'80 e il 90% delle volte in ogni ASL in Italia. A meno che non ti arriva il medico un po' più aperto che ti dice vada dallo psicologo e fai un'altra tran tran di quella parte lì. Perché non c'è psicologia e psicologia. Silvia per te, io ho due grandi fisioterapisti e ultimo controllo per dei muscoli ed è tutto ok. Ora devi lavorare tu stessa per questa psicosomatica, fai ciò che ti piace fare, sono il top. Sì, il fisioterapista in realtà oggi è cambiato molto rispetto a 10 anni fa, cioè non tocchiamo più il paziente se abbiamo fisioterapisti che vanno sul dolore, cioè sul dolore cronico, che si specializzano sul dolore cronico, non c'è più
bisogno di toccare la persona. Questo non vuol dire che un massaggio non bisogna farlo assolutamente. Se fai il massaggio dal punto di vista, ok, faccio il massaggio perché voglio stare bene, voglio essere un po' più rilassato e nel mentre fai un lavoro interno, allora sì. Non andare dal massaggiatore e dici mettimi a posto, non andare dal fisioterapia e chiedi mettimi a posto, non andare dal fisiatra e dici ah cos'è che non va nella mia cervicale, ma cosa vuoi che ti dicano? Cosa vuoi che ti dicono? Ok, sono stato abbastanza un po' troppo contro forse adesso la medicina convenzionale, però io ci vado nel caso ci siano delle problematiche acute d'emergenza, quelle sì, ok? Il farmaco aiuta, ma non risolve. Potrebbe aiutare, ma non risolve. Questo lo sapete anche voi, è inutile che ve lo ridico 30.000 volte, però è utile ogni tanto di fare sempre le solite cose, cioè di dire sempre le solite cose. Oggi sono abbastanza ispirato, non voglio dilungarmi troppo perché sono più o meno le stesse cose che dicevo nelle altre live. Uscirà domani un altro video sul canale, poi mi prenderò un pelino un po' di pausa, non uscirà solo una settimana perché a metà settembre sarò in Olanda sia per famiglia che per lavoro, perché la parte della mia ragazza è olandese e poi ritorno, però voi non lo vedrete neanche perché i video sono schedulati. Probabilmente vabbè, lo vedrete magari nelle live se le farò, ma non penso perché mi prendo un po' di pausa da tutto questo tran tran di video che ho fatto molto molto intensamente quest'estate. Ho lavorato molto molto molto, ma sono fiero perché alla fine non ho bisogno di staccare necessariamente, stacco ogni giorno. Per esempio stamattina sono andato a farmi un giro in bici e mi sono preso la mattina libera, cioè questo è il bello di fare le cose da soli, cioè vivere delle tue passioni e non tutti lo so che lo possono fare, anche lì responsabilità, parliamo di responsabilità e compromessi. Non è tutto comunque sempre facile ragazzi, anche da libero professionista. Ciao ragazzi, vi voglio bene, grazie per il sostegno, veramente, se non fosse per voi non sarei qui su YouTube, quindi l'unica cosa che vi chiedo, ecco, l'unica cosa che vi chiedo, è se leggete il mio libro, mettete una recensione su Amazon, quello aiuta tantissimo, e se conoscete qualcuno che soffre di dolori persistenti, mandategli il canale o un mio video senza dirgli niente, dici guarda, sentiti questo, potrebbe essere interessante per te, senza dire guarda questa cosa succederà, cioè, questa terapia è la tua, bisogna farla. No, perché ci ho provato 100.000 volte anche con familiari e amici, non ti ascoltano. Quelli che ti ascoltano ti ascoltano perché non ti conoscono e non hanno una certa familiarità con te, c'è una questione di ego anche molte volte, no? Però vabbè, lì parlo di questa cosa dell'ego in un altro topic. Ciao ragazzi, a prestissimo e vi voglio bene.